Ma lei preferisce la città, la provincia o il Molise? La città, la provincia, ma che domanda è? Ciao da Barbascura, la voce del popolo. In questo dibattito su quale sia meglio tra città e provincia, io mi chiedo, secondo voi, in quale tra le due è più facile mantenere un segreto? Minchia di domande me ne a fare, che in tuo mercato che cambi che rubimmo qua. Qua siamo svegli. Non ti dico la provincia fa schifo perché anche lì ci sono gli aspetti positivi come ritrovare gli amici di sempre, poco caos. Non ho bisogno di avere bordello e cose, però vivere e vedere le persone che esistono. Perché le persone che non esistono sono bruttissime persone. Io la città, sì, Però, non mi piace. brutto. I provinciali non mi piacciono. Viva la città, bui provinciali. Oggi come oggi è la periferia. Poi sono i Con vantaggi tutta della questa monnezza che è venuta qui. Viva la provincia, bu la monnezza cittadina. Questa puntata puzza di guerra civile. Provincia, sì. Però vivi a Roma. Sì, lo so, per costrizione. Pover'uomo, voi non lo vedete ma sotto l'inquadratura è incatenato. Sono 7 anni che abito qua in città. Ah, quindi lei sa un confronto, cioè sa farci un confronto tra la periferia e la città. Sì, sì, la città è più rumorosa, La città è più rumorosa, invece la periferia è più meno rumorosa. la periferia è più meno rumorosa. Quali sono i vantaggi della provincia rispetto alla città? Il parcheggio sotto casa soprattutto. Il parcheggio sotto parcheggio casa. sotto casa ne parla non mai è da nessuno. disdegnare. E da oggi tutti a parcheggiare in provincia. Città. Città. Detto tra noi, anche io credo che la città sia meglio. Anche perché nomi, cose e province lo si può sentire, dai. Ma insomma, meglio città o provincia? E perché non frazione? Che non è né città né provincia, ma ha i difetti di entrambi. Ah? Ma sono pronto a prendere in considerazione anche altre soluzioni. Io preferisco il bosco. Il bosco. Tipo il bosco. Cioè No, proprio no, proprio il bosco. il bosco. Il bosco. Ma dipende sempre uno come la pensa. Non voglio tornarmi nei boschi, non voglio vedere più nessuno, anima Sì, viva. mi trasformo in albero. Mi trasformo in albero, che in effetti sarebbe una soluzione per la crisi del mercato immobiliare. Come viviamo qua, viviamo benissimo. Perché sai come si dice? Un napolitano si arrangia e noi ci arrangiamo sempre. Mi trasformo in passero. Mi trasformo in passero. Se tu devi rimorchiare in città, dove vai? Io ero a Magellino. Mi trasformo in fiore, mi trasformo. Si trasforma. Mi trasformo. Io ho paura a stare in città. A Roma. In generale, perché cioè, proprio la città mi fanno paura, perché è dimostrato che il 100% degli attacchi alieni avviene in città. No, ma che sei? Cioè, il 100%. Non ma c'è... che sei calabrese? Te? No, sono Siciliano. pugliese. Ah, poi sono tu. Sì, vabbè, ma che c'entra? Io sto aprendo il mio cuore qua. E c'è disordine, ripeto, disordine e sporcizia. Vi ho detto tutto io. Tu hai mai visto un attacco alieno, per dire, a Cerignola? No, perché io manco sotto sta cerignola. Appunto, figurati gli alieni. Se io vado a Cerignola, almeno sto tranquillo. Gli alieni mi lasciano in pace. No, La periferia è peggio. ancora peggio è, perché in periferia c'è criminalità. Aia. Vabbè, non so che fare allora. Meglio gli alieni o meglio la criminalità aliena?